TG, buongiorno e ben ritrovati. Questa domenica vi terremo compagnia fino alle 13 con tante notizie da tutto il territorio veneto, tanta attualità, ma soprattutto tanta cronaca. E partiamo proprio da qui perché ieri pomeriggio una bimba di 3 anni è annegata in un canale padovano. Siamo a Stanghella, nella bassa padovana. La piccola, di origini marocchine, giocando con il fratellino nel cortile di una casa di parenti, mentre i genitori erano all'interno, è scappata. E appunto intorno alle 17:30 i genitori si sono accorti di un cancello aperto e non hanno più trovato la bambina. Lanciano quindi l'allarme chiamando le forze dell'ordine e partono immediatamente le ricerche da parte dei carabinieri, protezione civile e vigili del fuoco, che hanno poi portato alla straziante ritrovamento intorno alle 20. Infatti il corpo della bimba è stato rinvenuto senza vita nel fiume Gorzone. E ora ci spostiamo nel Trevigiano perché all'alba di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Feltrina, Castagnoli del Paese, per un incidente tra 2 auto di cui una rovesciata, 4 i feriti. I pompieri arrivati da Treviso hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto un passeggero rimasto incastrato all'interno di un'auto, mentre gli altri 3, seppur feriti, sono riusciti a venire fuori autonomamente. Tutti i feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del SUEM 118 e trasferiti in pronto soccorso. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. E un altro incidente, sempre questa notte a Spresiano, davanti all'Odissea, frontale tra 2 auto, altre 4 persone sono rimaste ferite in maniera fortunatamente non grave. Rimaniamo nel Trevigiano, ancora cronaca, tragedia ieri sfiorata lungo il Terraglio. Si è trovato di fronte a una fila di auto in coda, così ha pensato bene di ingranare la marcia e superare le macchine, invadendo pericolosamente la corsia opposta. Non solo, non contento, ha oltrepassato il semaforo con il rosso pieno per poi continuare la sua folle corsa. Ma sulla strada stava transitando una pattuglia dei carabinieri che, accesa la sirena, si è messa all'inseguimento dell'utilitaria. Poco distante la Smart è stata fermata, a bordo 2 persone. Il conducente è un 42enne originario del Veneziano, ma residente nella zona. Secondo i militari dell'Arma, l'uomo era in uno stato di alterazione psicofisica. Alla richiesta di effettuare un test, l'uomo si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti sull'eventuale assunzione di sostanze. È stato quindi segnalato all'autorità giudiziaria. Il grave fatto è accaduto intorno alle 18:30 all'incrocio in via Terraglio e via Franchetti di Preganziol, nello stesso tratto dove solo 4 mesi fa sono state uccise Miriam Cappelletto e Mara Visentin, travolte dall'auto di Ronny Levakovic. Fortunatamente in questo caso il comportamento folle del guidatore è stato visto da una gazzella della radiomobile dei Carabinieri di Treviso, che con un intervento provvidenziale ha bloccato l'automobilista. L'uomo era tra l'altro alla guida con patente scaduta. Per le infrazioni commesse al 42enne sono state comminate sanzioni per oltre 700 euro, un anno di sospensione della patente di guida con decurtazioni di 16 punti e infine il fermo amministrativo del veicolo. Nulla è stato rilevato invece a carico del passeggero del mezzo, una bravata che poteva davvero finire in tragedia. Ancora cronaca, ci spostiamo nel Vicentino. Nella notte di ieri un tragico schianto sulla strada del Costo in direzione Altopiano. Perdere la vita a Vanessa Filippi, 29enne di Tiene. Un tragico incidente stradale lungo la strada del Costo, direzione Altopiano. Era mezzanotte quando una moto con in sella 2 persone, tra il secondo e terzo tornante della salita, ha perso il controllo e si è schiantata contro il guardrail nella parte opposta della carreggiata. Nulla da fare per Vanessa Filippi, 29enne di Tiene, passeggera della moto, che a causa del violento schianto è morta sul colpo. L'uomo alla guida invece, ferito gravemente, è stato soccorso dal SUEM 118 e trasportato all'ospedale Sant'Orso in codice rosso. A causa della particolarità del tratto stradale è stato necessario l'intervento di 3 pattuglie della polizia locale e il mezzo, una Triumph e i caschi sono stati sequestrati dalle forze dell'ordine e messi a disposizione della Procura di Vicenza. Ed un automobilista originario del Vicentino è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto in via Chioggia, Castello di Godego. L'uomo di 37 anni era alla guida di una 500 in evidente stato di alterazione, si è poi rifiutato di sottoporsi ad accertamento alcolemico. La patente di guida è stata ritirata all'automobilista. L'episodio è il secondo verificatosi nelle ultime ore, dopo quello di Preganziol, con
un altro automobilista resosi responsabile, come avete sentito appunto, delle infrazioni. La raccomandazione dei militari dell'Arma, che in concomitanza con i fine settimana estivi hanno intensificato i controlli sulle strade della Marca e non solo. E ora cambiamo pagina, parliamo appunto di sanità. Zanzare infette dal virus West Nile preoccupano la situazione del Padovano. All'ospedale di Piove di Sacco è morto un 83enne. È morto ieri nel reparto di geriatria dell'ospedale di Piove di Sacco dopo aver contratto il virus del West Nile in seguito a puntura di zanzara infetta. Si tratta di un 83enne residente nella provincia di Padova, ricoverato da alcuni giorni con un quadro serio di encefalite, forma neuroinvasiva molto aggressiva e positività per West Nile. Per avere la certezza della causa del decesso, lunedì si procederà ad effettuare l'autopsia. Nella giornata di ieri si è avuta notizia di un decesso per una persona di 83 anni e che è stata trovata positiva per i test alla West Nile. Quindi si aumenta, il bilancio delle persone che sono state fino adesso contagiate con ricoveri o anche situazioni mediante screening, come precedentemente fatto su una persona più giovane che aveva fatto il controllo per la donazione del sangue. Abbiamo inoltre, sempre a Piove di Sacco, un'altra persona ricoverata, più giovane, 62 anni, con un quadro di encefalite. In questo caso però è ancora soggetta a investigazione per essere sicuri che si tratti di West Nile oppure di altro agente infettivo. La situazione dunque preoccupa perché è stata rilevata un'alta percentuale di zanzare infette. L'azienda sanitaria rinnova l'appello ai cittadini a proteggersi con repellenti e adottare tutte le misure per impedire la riproduzione delle zanzare. Il quadro è coerente con una situazione in cui molte zanzare hanno dimostrato presenza di virus e quindi la raccomandazione è quella di proteggersi, di mettersi i repellenti e di mettere a posto nel contesto dell'ambiente di vita lo svuotamento dei stagni di acqua in maniera che si riduca l'habitat per le zanzare. È previsto nell'inizio della settimana prossima degli incontri con i comuni per vedere come rafforzare le attività di sanità pubblica. Torniamo a parlare del vaiolo delle scimmie, ancora 2 casi nel Padovano. Salgono a 15 i casi di vaiolo delle scimmie registrati a Padova. Sono 2 nuovi casi rilevati ieri pomeriggio dall'azienda ospedaliera. Si tratta di 2 uomini di 30 e 40 anni. Il quarantenne è attualmente ricoverato nel reparto di malattie infettive. Il secondo caso invece è in corso di valutazione per capire se sarà necessario ricorrere al ricovero o se è sufficiente una terapia domiciliare. Con questi 2 nuovi casi salgono a 14 le persone contagiate e curate all'ospedale di Padova, ha detto il direttore generale Giuseppe Dalben. Chi ha avuto contatti con qualcuno con un'eruzione cutanea simile al vaiolo delle scimmie o che abbia avuto contatti con qualcuno che ha un caso probabile o confermato di vaiolo delle scimmie è ad alto rischio di infezione. L'USL 6 ha confermato che sono catene di contagio sotto controllo, ma non bisogna abbassare la guardia. I primi sintomi sono lesioni che compaiono più o meno piccole nelle zone genitali, ma anche in altre parti del corpo. È importante prestare particolare attenzione ai comportamenti a rischio in queste settimane, dice la dottoressa Cattelana del reparto di malattie infettive. Il virus, per quello che abbiamo osservato, sta colpendo soprattutto giovani e adulti di sesso maschile. È importante osservare almeno 21 giorni di isolamento una volta contagiati per permettere la rimarginazione totale delle lesioni. Rimaniamo nel Padovano. SOS per i medici di base. L'appello alla Regione arriva dall'Alta Padovana, un territorio dove la carenza di medici di base si fa sempre più sentire. Nuovo appello a Regione e Governo per risolvere il problema della carenza dei medici di base. Questa volta le voci della gente arrivano dall'Alta Padovana, un territorio tra i più segnati in Veneto dalla mancanza di medici di famiglia, come testimoniano anche le numerose segnalazioni che arrivano alla nostra redazione. Da Cittadella a San Martino di Lupari sono molti i comuni dell'Alta Padovana che necessitano di medici di base. Se pensiamo che nella regione Veneto ne mancano 103, solo nella nostra provincia c'è il 25% dei medici mancanti e nell'Alta Padovana la metà di questi. Numeri snocciolati durante un incontro pubblico organizzato dal coordinamento provinciale padovano di Fratelli d'Italia. Circa una quindicina di amministratori comunali si sono fatti portavoce di una richiesta sempre più urgente di medici di base per i loro comuni. La carenza ha pesanti ricadute sulla qualità del servizio reso alla cittadinanza. Una su tutte la vicenda del comune di Agna nel Padovano, rimasto senza medico di base per oltre un mese. I cittadini non possono e non devono rimanere senza assistenza medica. La salute è un diritto di tutti e la Regione Veneto deve ascoltare le richieste che arrivano dalla cittadinanza.
Il gruppo di Fratelli d'Italia ha avviato anche una raccolta firme da portare al Presidente della Conferenza Stato-Regioni, chiedendo che si faccia garante per trovare una soluzione. Noi chiediamo anche al governo di intervenire. Abbiamo lanciato 2 semplici proposte. La prima è quella di affiancare i laureandi ai medici di base, facendo il classico esempio che il malato cronico che ha bisogno di tutta una serie di incombenze burocratiche non deve gravare sull'attività del medico di base, che deve tornare a visitare i pazienti a casa, quelli che stanno male, che hanno delle patologie acute che devono essere risolte nell'immediato. Abbiamo un problema di formazione e di avere figure professionali formate da poter coinvolgere con le procedure di legge previste e soprattutto poi farle rimanere qui da noi, qui in Italia, in particolare in Veneto. La voce dei cittadini è chiara, la carenza dei medici di base va risolta, lo hanno già fatto altre regioni del nord Italia a noi vicine e il Veneto non può rimanere un passo indietro. E ora qualche istante di pubblicità, ma noi torniamo tra poco con ancora tantissime news. 12:13, bentornati in diretta con Focus TG. Vi abbiamo lasciato con le SOS dell'Alta Padovana per quanto riguarda i medici di base. Ora ci spostiamo nel nostro territorio, nel Bassanese, con l'Ul7 Pedemontana. Vediamo un'altra vostra segnalazione. Un ping pong di telefonate è andato a vuoto, una ragnatela di non so, non è il momento giusto, non deve rivolgersi a questo interno, nella quale il signor Walter è rimasto invischiato nel tentativo di prenotare una visita psicologica. Stamattina mi sono messo in moto un attimo col telefono, ho chiamato un numero, questo numero mi ha detto no, devi chiamare questo altro numero. Questo mi ha detto no, non è il posto giusto, mi ha dato un altro numero. Questo qua ha detto no, qua facciamo solo visite per malati mentali. Mi ha dato l'ultimo numero, di cui dopo mi sono incazzato, e mi dice questo qua, ma è sicuro di quello che dice? Perché non ho mai sentito un referto che vogliono un colloquio psicologico. Io ho detto, ma scusi lei, dove vive? Io ho chiamato, però non ho avuto nessun riscontro, anzi mi dicono che mi sto sbagliando, perché un colloquio psicologico clinico, secondo loro, non lo fanno, non c'è a Bassano. Allora, a Bassano non c'è neanche un psicologo che può sentire mio figlio in tutto l'Ul7. Forse sì, hanno sbagliato a fare questa impegnativa, perché dovevano scrivere colloquio psicologico fatto a pagamento. Allora forse l'avrei già fatto, mi toccherà anche farlo a pagamento, però non è giusto. C'è rabbia per la situazione attuale in cui versa l'Ul7? Sì, perché stanno prendendo in giro la gente che hanno veramente bisogno, perché quando stiamo scherzando, non è giusto prendere in giro la gente, basta. Io volevo dire solo questo, però se certi, non so se adesso si può dire, non sono capaci di fare il loro lavoro, è meglio che lasciano al posto gli altri. E se no andrò personalmente da dottor Bramezza nel suo ufficio a vedere come si comportano i suoi operatori. Vorrei che anche i presidenti, a questo punto lo posso dire, della regione intervengano e non che facciano silenzio, perché questo silenzio non va bene. Fra poco viene fuori una rivoluzione, secondo me, perché si lamentano tutti, tantissime, veramente gente che ha veramente bisogno, no una visita psicologica, gente che sta male e non gli fanno le visite. A 6-7 mesi, un anno o ti chiamiamo noi e non vengono mai chiamati. Basta, questa cosa non è giusta. Una voce, una testimonianza che si aggiunge alle migliaia di voci e testimonianze che da tempo chiedono una sanità migliore, chiedono risposte, chiedono rispetto. Volevo ringraziare Rete Veneta che dà la possibilità ai cittadini e che ascolta i cittadini in caso di bisogno. Grazie ancora a Rete Veneta. E a proposito di sanità, ci spostiamo nel Trevigiano e facciamo il punto della situazione tra Covid e caldo. L'incremento dei pazienti Covid nel pieno dell'ondata di caldo sta facendo crescere i malori e gli accessi al pronto soccorso. Al Cafoncello sono giornate di grande lavoro. Ci sono tutti e due gli aspetti, in quanto sono spesso persone che hanno superato gli 80 anni
che combinano magari l'infezione per lo più asintomatica da Covid con i sintomi del caldo, quindi una lieve disidratazione, la mancanza di forze, e specialmente nei pazienti che assumono farmaci per la pressione, per l'ipertensione, magari degli episodi di sincope. Nel caso dunque di positività al Covid con malessere accentuato dal caldo, l'indicazione è di rivolgersi al pronto soccorso in determinate circostanze. Se uno comincia ad avere mancanza di fiato oppure magari sintomi tipo pressione troppo bassa o temperatura troppo alta che non scende, è bene farsi vedere in ospedale. In questa fase anche e soprattutto i pronto soccorso stanno scontando la carenza di personale che interessa tutta la sanità, cui si aggiungono ora anche le assenze di chi ha contratto il Covid e le ferie. Chiedo alle persone di avere per favore pazienza, noi cerchiamo il più possibile di dare la priorità ai pazienti che hanno rischio, ok? E poi cerchiamo di vedere tutti, ma è chiaro che faccia il conto, adesso pensiamo a un ospedale come quello di Treviso, di notte abbiamo solo 3 medici, quindi se ci sono 50 persone necessariamente le persone a più basso rischio toccherà aspettare un po'. Sono davvero dispiaciuto per questo, ma proprio non li troviamo. Lo abbiamo visto e sentito, i numeri del Covid stanno crescendo sempre di più ed è il record veneto di contagi nel Vicentino. Covid estivo. La provincia di Vicenza è il record veneto di contagi con 19.032 positivi. Sia chiaro, questa non è paragonabile alla prima forma della pandemia. Lo 0,5% dei positivi al tampone si trova in ospedale. Al San Bortolo sono 43 i pazienti in area non critica che alla prova del tampone sono risultati positivi. In terapia intensiva c'è un ricoverato, non per Covid ma con Covid. In tutta l'Ulsotto sono 32 i ricoverati per Covid. Uno dei problemi è sicuramente che chi entra anche per altre patologie, per esempio anche una frattura semplice e deve essere ricoverato, se risulta positivo al test va a finire in un reparto di isolamento, perché giustamente non può essere messo in corsia con gli altri e propagare il contagio. Su questo insistono dei numeri che ovviamente mettono in crisi il sistema. Il Nursind lancia l'allarme. In estate, con gli ospedali a organico ridotto, con parte di medici, infermieri e operatori a casa perché positivi o perché in ferie, che ci siano ricoverati per Covid o con Covid, il sistema sanitario va ugualmente sotto stress. Alcuni pazienti potrebbero invece essere seguiti a casa. Alla fine, sostanzialmente, noi ci ritroviamo anche con delle persone che potrebbero tranquillamente rimanere a casa, ma non avendo una rete di assistenza si rivolgono all'ospedale e qui trovano una risposta più sociale che sanitaria. Per questo il Nursind chiede di ripristinare le USCA, le unità speciali di continuità assistenziale, che permettevano di tenere i pazienti a casa senza ricoverarli, perché li assistevano a livello domiciliare, con le terapie monoclonali e monitorando i parametri. Che sono venute meno le USCA, le unità speciali che andavano a casa dei pazienti e ne impedivano l'ospedalizzazione, controllando i sintomi, facendo le terapie. Oggi questo non è più possibile e inevitabilmente la struttura ospedaliera, i pronti soccorsi e i reparti vengono messi sotto stress. Cambiamo pagina e torniamo alla cronaca. Investe un motociclista e scappa senza prestare soccorso. È successo a Tede sul Brenta. Pensava di averla fatta franca il conducente di una Mercedes a Tede sul Brenta, che dopo aver investito una persona in moto si è dileguato senza lasciar traccia. A chiamare gli agenti e soccorsi alcuni residenti che hanno visto una persona riversa al suolo e una motocicletta a pochi passi. Inizialmente il conducente, in stato confusionale, aveva dichiarato di essere caduto da solo, dinamica però, visti i primi rilevi, che non ha convinto gli agenti. Analizzati quindi i filmati di videosorveglianza della zona, ed è emerso che una Mercedes con una manovra pericolosa tagliava la strada alla motocicletta, provocando l'incidente e dileguandosi alla vista del motociclista riverso sull'asfalto. La persona alla guida dell'auto è stata rintracciata dagli agenti e denunciata. Rimaniamo nel Vicentino. Un escursionista in difficoltà sul Monte Cornetto a Valle di Pasubio è stato rintracciato e recuperato dal soccorso alpino grazie al cellulare.
Valli del Pasubio, escursionista in difficoltà salvato grazie al cellulare. Tutto è successo ieri pomeriggio sul Monte Cornetto. Su segnalazione della sorella che aveva ricevuto la sua richiesta di aiuto, il soccorso alpino di Schio è stato attivato ed è riuscito a comunicare con l'uomo, 44enne di Bruxelles, solo attraverso messaggi WhatsApp. I soccorritori sono riusciti tramite fotografie e posizione a vedere che si trovava in zona Emmele. Le squadre sono così riuscite ad individuarlo a circa 150 metri di distanza da Selletta dell'Emmele. L'uomo era ruzzolato fuori sentiero, non aveva riportato conseguenze se non leggere scoriazioni, ma era bloccato e sotto shock. Dopo averlo dotato di imbrago, i soccorritori lo hanno assicurato e riaccompagnato sul sentiero per poi proseguire con lui fino a valle. Ci spostiamo ora nel Trevigiano, fermato a Cornuda un cittadino del Camerun di 47 anni, sorpreso mentre stava spacciando della cocaina. Immediata la perquisizione dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Montebelluna nell'abitazione del pusher, dove è stato trovato un modesto quantitativo della medesima sostanza, materiale da taglio e confezionamento, bilancini e somma contante, pari a 250 euro. Il 47enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E a proposito di spaccio e degrado, i sindaci dell'area di Chiampo lo segnalano al questore che potenzia i controlli interforze. Da Chiampo a Crespadoro, da Nogarole Vicentino a San Pietro Mussolino, controlli interforze che hanno interessato ieri le aree critiche delle cittadine messe in luce dalle amministrazioni locali durante un incontro con il questore di Vicenza Paolo Sartori, legate soprattutto ad episodi di spaccio, microcriminalità diffusa e degrado. Pertanto è stata disposta un'attività mirata e di controllo straordinario dell'area urbana interessata, con la partecipazione di contingenti di tutte le forze dell'ordine e al corpo intercomunale della Polizia Locale Vicenza Ovest di Arzignano. Sono stati predisposti posti di controllo lungo le principali arterie, controllati alcuni esercizi pubblici, controllate un centinaio di persone, di cui 9 risultate con precedenti. Il questore ha emesso 3 fogli di via dal territorio di Chiampo per un periodo di 3 anni nei confronti di soggetti gravati da precedenti e 2 avvisi orali nei confronti di altrettanti cittadini per la loro pericolosità sociale. Ci spostiamo ora nel Bassanese, paura l'altra sera a Cartigliano, dove è scoppiata una rissa tra giovanissimi. Scoppia la rissa tra ragazzini sotto i portici di Villa Morosini Cappello, cresce la preoccupazione a Cartigliano. A noi amministratori questo è un tema molto preoccupante, anche perché non riusciamo veramente a gestirlo. Le forze dell'ordine, loro ci mettono tutto il loro impegno, ma sappiamo che i numeri delle forze dell'ordine, degli addetti, sono insufficienti. Mi hanno chiamato ieri sera di andare a Cartigliano perché ero tranquillamente a casa. Mi hanno chiamato perché c'era questa rissa tra giovani. Sono arrivato, la rissa era sedata, naturalmente dopo 2 secondi sono arrivate le forze dell'ordine. Dopo l'increscioso purtroppo fatto che è avvenuto sabato scorso con l'imbrattamento dei muri del nostro campo, del nostro centro sportivo, che là abbiamo fatto denuncia dei ignoti, ieri sera è successo anche questo. E ora qualche istante di pubblicità, ma noi torniamo tra poco. Mezzogiorno e 26, bentornati in diretta con Focus TG. Continua il nostro viaggio tra le news del territorio, ma ora torniamo nel Bassanese perché la presa di posizione dei presidenti dei comitati di quartiere di Bassano contro il progetto di San Lazzaro, che sta facendo tanto discutere, infiamma la discussione politica. 12 anni fa Giampaolo Bizzotto, allora sindaco, e la sua squadra caddero per un progetto molto meno impattante rispetto a tutto ciò che riguarda San Lazzaro. L'amministrazione Pavame e il Consiglio Comunale rischiano di fare la stessa fine. A dirlo in modo chiaro è Mauro Torresan, presidente dell'Intercomitato di quartiere di Bassano. Al Consiglio Comunale di Bassano chiediamo di votare compattamente no a questa nuova edificazione. La maggioranza sicuramente ha la responsabilità maggiore, ma la minoranza sicuramente deve dare il proprio supporto. 12 anni fa, con le torri di Largo Parolini, che avevano un impatto decisamente molto meno impattante, se non un aspetto estetico, è saltato il sindaco Giampaolo Bizzotto. Con questo intervento edilizio nell'area
Riva Bianca, decisamente molto più impattante. Ci aspettiamo con forza un no che sia molto più deciso rispetto alle torri di 12 anni fa. Dunque, dopo la lettera protocollata in comune, ecco anche le dichiarazioni ai nostri microfoni. I presidenti dei quartieri di Bassano bocciano senza appello il maxi progetto destinato a cambiare volto alle campagne di San Lazzaro. Elena Pavan è chiamata direttamente in causa dalla città, dai cittadini contrari al consumo di aree verdi a destinazione agricola per farci dei capannoni. Vorrei sottolineare che il problema non è solo di San Lazzaro, ma è di tutti i quartieri dell'area sud, perché solo quell'area impatta in 3 quartieri, senza considerare la viabilità di via Cartigliana, che verrebbe decisamente compromessa. L'amministrazione e il Consiglio Comunale sono dunque i destinatari di un appello che deve essere ascoltato. Nel regolamento comunale dei comitati di quartiere c'è proprio scritto esplicitamente che il Consiglio Comunale deve sentire i comitati di quartiere quando ci sono interventi importanti come è quest'area. Fra poco ci sono le elezioni per i rinnovi dei comitati di quartiere. Noi riteniamo che sia importante che la gente vada a votare e che si presenti anche come candidati, proprio per dar voce a tutti i cittadini che devono essere ascoltati dal comune. Comitati di quartiere che, come ricorda un commosso Torresan, sono in lutto per la scomparsa di Ezio Calmonte. Ma sul caso San Lazzaro, dalla politica i cittadini si aspettano un muro compatto a difesa della città, altrimenti... Noi tecnicamente possiamo fare poco, politicamente magari ci si ricorda. E ora in questa parte del nostro telegiornale approfondiamo la grande emergenza della siccità. Partiamo dal Padovano. Le campagne della Bassa Padovana sempre più in sofferenza a causa della siccità. Le condizioni del fiume Adige sono davvero critiche. L'Adige ha raggiunto a Boara Pisani una quota di meno 4,31 rispetto allo zero idrometrico. Teniamo conto che i primi problemi cominciamo ad avvisarli quando il livello scende a meno 3,70. Quindi questo significa che siamo 60 centimetri più bassi rispetto al livello di pericolo. Anche in quel caso le derivazioni sono state interrotte, territori sabbiosi con prodotti orticoli di alto valore, di alta valenza economica, non stanno bevendo, rischiando, se non cambierà qualcosa nel brevissimo tempo, di perdere tutto quanto. L'assenza di pioggia ha provocato la risalita del cuneo salino, l'acqua dunque non può essere usata per irrigare i campi. L'acqua salata infatti è un diserbante naturale, spiega il presidente del consorzio di bonifica Adige Po. Già lungo le rive del fiume Po si stanno verificando infatti fenomeni di desertificazione. C'è un principio di desertificazione dei territori che sono più vicini al fiume. Complessivamente l'emergenza non è solamente un'emergenza agricola, non è un'emergenza solamente idropotabile, l'emergenza è ambientale, perché l'acqua salata che va a riempire le falde non la si manda più via se non in tempi molto lunghi e apportando grossi volumi di acqua dolce per fare una sorta di lavaggio di quest'acqua. La situazione è critica anche per l'acqua potabile, la speranza nel meteo, ma ci vorrà molto tempo per recuperare i danni di quest'estate. Nei giorni, se non piove, la situazione non può altro che peggiorare. Le soluzioni a breve termine quindi non ci sono, tutto quello che si poteva fare l'abbiamo fatto, abbiamo riempito all'inverosimile, quando c'era un po' di acqua, tutta la rete idraulica minore, e da questa rete idraulica minore, da tutti i canali e fossi, abbiamo preso l'acqua e con delle pompe, motopompe, elettropompe, l'abbiamo immessa nelle condotte irrigue, non risolvendo il problema, ma cercando di dare in qualche modo di lenire i danni. E ora ci spostiamo nel Vicentino, vediamo i danni di questa grande siccità. È
SOS per l'agricoltura, le alte temperature non danno tregua, si teme per le difficoltà dei raccolti di mais, soia, frutta e verdura, fiumi sotto i livelli di guardia nel Vicentino, piogge sporadiche insufficienti a dare sollievo alle colture, siccità che da oltre 2 mesi mette in sofferenza parte dei vigneti dell'area collinare di Gambellara, dei Colli Iberici, Montebello, Brendola. Se la stagione per l'uva non è compromessa, la preoccupazione del comparto vitivinicolo vicentino riguarda soprattutto le varietà precoci che andranno a vendemmia dal 20 agosto. Nei vigneti di pianura dove sono presenti di impianti di irrigazione, dove si è intervenuto e i vigneti sono perfetti, non hanno alcun problema. Ci pone un po' di perplessità l'aspetto collinare, soprattutto dove manca effettivamente l'acqua. E noi abbiamo un po' d'acqua, quindi riusciamo anche a fare il giro a rotazione in settimana, però ci sono anche zone, soprattutto Gambellara, le colline, via dicendo, dove che là non dappertutto c'è l'acqua e quindi il problema persiste di questa siccità e vedremo alla fine quale che sarà la perdita, ma si può calcolare probabilmente tra un 5 e 10%. Cambiamenti climatici con i quali bisogna convivere e prendere contromisure. Basti pensare che la linea di coltivazione delle vite si è spostata a nord di 600 km, quindi dove una volta non c'era vigna, adesso anche nei paesi un po' più a nord d'Europa iniziano ad avere qualche vigneto. Di qui l'SOS della categoria che chiede soluzioni al mondo della politica per la gestione di acqua e approvvigionamento. Adesso nel nostro territorio si è molto investito in maniera anche intelligente per quando c'era troppa acqua. Però bisogna pensare a investire anche per il mantenimento dell'acqua, perché è una risorsa. Avere dei bacini, avere dei piccoli invasi anche in alcuni territori in cui questo ci dà la possibilità di avere l'acqua quando manca, questo sarebbe un grande passo avanti. Questa grande siccità, i fiumi in secca mettono a rischio la sopravvivenza dei pesci. Vediamo che cosa succede nel Vicentino. Fiumi in sofferenza e fauna ittica a rischio. La polizia provinciale ha messo in salvo 100 kg di pesce. Sono stati prelevati dal torrente Poscola, Castel Gomberto e rilasciati nel fiume Retrone a Creazzo. Attività che da qualche mese è diventata di routine per gli agenti provinciali che a Castel Gomberto sono stati affiancati dai volontari del bacino Agno Chiampo. Mentre per la prossima settimana sono previsti altri interventi di recupero ittico nella zona delle risorgive di Villa Verla e Due Ville e nel torrente Chiampo ad Arzignano, dove a fine giugno era stato eseguito il più grande recupero ittico dell'anno, con la messa in salvo di 300 kg di pesce liberati nel fiume Bacchiglione. E per far fronte alle difficoltà legate alla siccità, lunedì è in programma anche un incontro con i sindaci dei comuni di Brendola e Sarego e con il consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta per affrontare il problema della gestione dell'acqua, per conciliare le esigenze degli agricoltori con la sopravvivenza della fauna ittica nel fiumicello Brendola. Una situazione allarmante anche nei canali padovani. Vediamo. Siamo sotto il ponte di Sant'Agostino, lungo Riviera Paleocapa, davanti a me la specola. Questa è la situazione del tronco maestro, il corso d'acqua che dal Bacchiglione all'altezza del Bassanello entra in città. I livelli dei fiumi si stanno riabbassando per effetto della siccità e questo è l'effetto che possiamo vedere. In questa situazione tutti gli enti preposti stanno lavorando per fronteggiare questa emergenza, da primo il Genio Civile che si occupa delle grandi manovre e che poco oggi si può fare con questi quantitativi d'acqua. Il Consorzio di Bonifica che ha il compito di far circolare l'acqua disponibile per le nostre campagne, per i nostri fossati. L'emergenza qui può riguardare l'agricoltura e tutti gli aspetti che riguardano l'irrigazione. Per la città, comune mobilitato insieme alla provincia di Padova, perché questo corso di fiume è il corso del fiume che entra in città e quindi tanti quartieri, tante abitazioni, anche tanti monumenti, insomma, sono lungo questo corso del fiume. Gli effetti quali possono essere? Quelli di un ulteriore abbassamento, quello della ripresa di una moria di pesci e quindi un
un problema, un'emergenza di carattere ambientale, ma anche poi un'emergenza e un rischio dal punto di vista igienico-sanitario, perché esattamente come qualche settimana fa la moria di pesci poi deve essere, gestita, nel senso che bisogna raccogliere velocemente le carcasse di pesci che restano poi intrappolati o assolutamente in un ambiente inospitale, quindi muoiono, e lì quindi c'è il fenomeno della putrefazione, quindi dei cattivi odori e della situazione insalubre. Quindi continuiamo a mantenere l'attenzione, i livelli continueranno ad abbassarsi, le condizioni meteo non miglioreranno e quindi dobbiamo fronteggiare una situazione che si presenta difficile. Da un'emergenza, quella climatica, quella della siccità, a un'altra, quella del costo spesa, del caro spesa. Abbiamo sentito i bassanesi che ormai fare la spesa è diventato un lusso. Nella sua spesa quotidiana, cos'è che è aumentato di più in assoluto? Beh, un po' tutto, al supermercato è aumentato un po' tutto, i formaggi, un po' tutto, guardi, hanno alzato, penso alle famiglie, chi ha figli. Questo è un problema. Frutta, verdura, i secondi, pasta, anche i beni, proprio gli alimenti di base anche, come il latte, il pane, tutto così. Ma bisognerebbe provvedere a fare qualcosa, lo Stato dovrebbe venirci incontro. È aumentata abbastanza, sì. Nel pratico quanto costa in più fare la spesa secondo lei? Secondo me un 20% in più costa. E sicuramente non è che ci stiamo guadagnando neanche noi, perché i costi sono aumentati e non possiamo scaricarli completamente sul cliente. Una situazione veramente delicata per tutti questa. Sì, abbastanza, cerchiamo di fare il possibile, cerchiamo anche di non scaricare appunto tutto sul cliente che non ne ha colpa e di provarci insomma di sistemarci anche noi ottimizzando i processi un po' tutto, evitando gli sprechi soprattutto. Io aspetto quando ci sono gli sconti, al supermercato scelgo e quindi ci si adatta. Cos'è che è aumentato tanto nella sua spesa settimanale? Guardi, diciamo che la frutta, la verdura. È aumentato parecchio. Rispetto a una volta è aumentato parecchio. Non piove, c'è siccità, i prezzi aumentano ovviamente, la produzione scarseggia su certi articoli. Quali sono i prodotti che sono aumentati di più? Meloni, noci pesche, nettarine, abbastanza, anche angurie sono abbastanza care per il momento. Quanto è aumentato oggi fare la spesa? Guarda, almeno il 20% sicuramente. Non so dove andremo a finire in ogni caso, però ci adeguiamo finché possiamo, dopo alzo le mani anch'io. Purtroppo è aumentato tutto, ci dobbiamo un po' adattare, abituarsi, però certamente non fare sacrifici, perché non c'è solo la spesa, c'è anche tutto il resto. Non fa spesa? No. Costa troppo? Costa troppo. E ora qualche istante di pubblicità, ma noi torniamo tra poco. Mezzogiorno e 42, bentornati in diretta con Focus TG. Vi ricordo che vi terremo compagnia fino alle 13. Vi abbiamo lasciato prima della nostra pausa pubblicitaria parlando del caro energia, un'emergenza appunto in tutta Italia. Abbiamo sentito la voce dei bassanesi e adesso sentiamo la voce dei vicentini. Frutta e verdura tutta. C'è non tanto le zucchine, c'è fagiolini, ma proprio la frutta, pesche, albicocche, prugne. Sono aumentate del doppio, non si prendono le frutte tropicali, quelle secondo me bisogna evitare di prenderle perché costano tantissimo. Frutta e verdura, il pane, la pasta, appunto le verdure, pazzesco i prezzi e come pensionata si fa molta fatica. Su cosa si taglia? Un po' su tutto, da cominciare anche il dare da bere i fiori. Si comincia con l'acqua, si comincia con le spese, se vedi una cosa che ti piace rinunci, prendi le cose essenziali. Frutta e verdura sul podio dei rincari, un salasso sul carrello della spesa,
dal pane ai pomodori alle orate fresche, per i vicentini che, stando alla rilevazione mensile relativa a giugno dell'Ufficio Statistiche Comunale, fanno i conti con il settore dei prodotti alimentari cresciuto quasi del 10% in un anno, con la frutta al più 9,6%. Vedo che alla fine della spesa con una borsina ci vuole un sacco di soldi. Insomma, magari i 30, i 40 centesimi o i 50 non ci fai caso, ma poi alla fine, quando hai riempito il carrello, vedi la differenza. Devo prendere mezzo chilo di roba, c'è sempre l'euro o quasi, o 0,50 di più. Anche per dire stupidaggini, carote e robe del genere. Per prendere 6 bistecche, non ti dico neanche cosa ho speso dal macellaio. È tutto caro, cioè se guardiamo dobbiamo diminuire in tutto. Costo della vita aumentato, dalla benzina ai trasporti al settore della ricreazione a quello della ristorazione, che vede una variazione annua del più 5,3%, per non parlare della voce che fa capo ai costi per l'abitazione, l'acqua, l'elettricità e i combustibili, in cui la variazione annua è del 30%, in cui spicca la voce in maggiore aumento relativa all'energia elettrica, con un aumento annuale del 78,8%. E poi incidono anche le bollette, di quanto incidono? Ah beh, quelle non ne parliamo perché ogni volta è un'ansia, quando arrivano non si capisce mai di quanto siamo andati su. Le bollette sono un disastro, bisogna tenere duro, far fronte sperando che le cose cambino. Bisogna pagarle, io le divido le bollette, le divido in 2 o in 3, però ho trovato tanto aumento. Di quanto più o meno? Bene, di più della metà. E in questo momento così delicato di economia, anche e soprattutto di questioni sociali, aiutare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro e promuovere un'economia sostenibile sono, secondo Confindustria di Venezia, i temi che si dovranno affrontare per superare questa attuale crisi. Un'azienda, una società ha dei doveri nei confronti di un capitale umano che è costituito prima di tutto dai dipendenti, dai quadri, dai manager, ma ha anche un rapporto e dei doveri nei confronti del territorio. Non c'è solo una comprensibile e doverosa attenzione al profitto nelle politiche di un'impresa. Il tessuto industriale veneziano, ad esempio, sta investendo oltre 5 miliardi di euro per la realizzazione di interventi rivolti alla transizione energetica. Il futuro deve passare attraverso temi di responsabilità sociale, con uno sguardo ampio rivolto al bene comune e un nuovo patto che punti sui giovani. È un patto immateriale che ci deve consentire di interfacciarci, di contaminarci, di esprimere anche quelle che sono le esigenze per fare sempre più matching, perché se no i nostri ragazzi vanno via, e io dico anche giustamente perché noi non abbiamo avuto la capacità di trasmettere loro un sogno reale. In questo momento di crisi è necessario superare le divisioni tra generazioni per costruire insieme dei progetti concreti. I giovani vanno all'estero ed è bene che vadano all'estero a completare la loro formazione, a fare un'esperienza internazionale. Per riportarli nel nostro paese, nella nostra regione, dobbiamo offrire prospettive, quindi avere una strategia di lungo termine e offrire loro possibilità di crescita professionale, è questo che chiedono. I temi sono stati al centro di un incontro organizzato da Confindustria Venezia e Fondazione Mercianum, che si è svolto a Marghera. Noi dobbiamo creare dei percorsi dove alla fine degli studi i ragazzi siano già collocati nelle imprese. Questo è un primo tema. Il secondo tema è un tema, viene da dire, intergenerazionale, cioè iniziare a pensare sempre di più che c'è qualcun altro dopo di noi che verrà ed è qualcun altro che noi dobbiamo in ogni maniera aiutare a vivere meglio di noi. Rimaniamo nel veneziano perché le 8 famiglie dell'ex caserma Sanguinetti a San Pietro di Castello hanno 3 anni di tempo per trovarsi un'altra casa. Il Demano ha comunicato l'aumento dell'affitto e le tempistiche per lasciare le abitazioni. Al loro posto sorgerà una struttura per il turismo d'impresa. Ci chiediamo, ma può un turismo sostenibile, quello di cui tanto parla questa amministrazione, cacciare dalle proprie case, cacciare dalle proprie residenze degli abitanti della città?
La sorte degli ultimi inquilini dell'ex caserma Sanguinetti a San Pietro di Castello appare segnata e stride non poco col vocabolario usato per annunciare un progetto definito di rigenerazione urbana e di valorizzazione dell'area attraverso la creazione di una location esclusiva di co-working e co-living. Parole dal significato oscuro ai più che, tradotte in italiano, vogliono dire qualcosa di molto semplice. 8 famiglie sono costrette a lasciare la loro abitazione per dar posto al turismo, per lasciare spazio a un residence di lusso. Le famiglie hanno ricevuto una lettera dal demanio in questi giorni che indica in 3 anni il tempo in cui devono lasciare le abitazioni e che duplica e triplica gli affitti. Quindi un messaggio pesantissimo nei confronti di queste famiglie che sono costrette a lasciare la propria abitazione. Secondo il gruppo consiliare di Tutta la città insieme, per lo Stato, che ha detto di no alla proposta di federalismo demaniale con cui si volevano realizzare alloggi per residenti, e per il Comune, che ha aperto le porte alla società francese che propone il progetto, la rivitalizzazione di Venezia implica evidentemente la sostituzione fisica di chi vive stabilmente in città con delle residenze temporanee. A sostegno delle famiglie però si sta creando un ampio fronte di partiti, associazioni e comitati. La mobilitazione sta crescendo, gruppi politici, associazioni, gruppi informali si stanno organizzando in un gruppo che si chiama San Pietro di Castello e hanno già organizzato anche una pagina social che è molto seguita, che è Noi siamo per San Piero e Sant'Anna. Una petizione ha già raccolto 1300 firme e porterà la discussione in commissione e in consiglio comunale. Ci spostiamo ora nel Padovano perché è stato firmato il protocollo d'intesa in provincia di Padova con il comune di Albignasego per la realizzazione del primo istituto di scuola media superiore. Firmato in provincia di Padova il protocollo d'intesa con il comune di Albignasego per la realizzazione del primo istituto di scuola media superiore della città. L'area di realizzazione della struttura è già stata individuata e si tratta di quasi 10.000 metri quadri di terreno nella zona centrale del quartiere San Lorenzo, a 200 metri da via Roma. L'obiettivo intanto a breve termine è quello di avere l'area da cedere gratuitamente alla provincia, che nel frattempo dovrà appunto valutare la tipologia di scuola e poi dovrà soprattutto reperire le risorse per poterla realizzare. Dentro questo disegno quest'area diventa strategica per coprire un quadrante del territorio padovano che è sprovvisto di scuole superiori e quindi impedire che i ragazzi di Albignasego, che è il secondo comune più grande della provincia, e di tutto quel quadrante non afferiscano in Padova, gravando sui trasporti, e anche un pezzo della città di Padova potrà usufruire di questa scuola. L'area è vicina alle linee di trasporto pubblico, servita da marciapiedi, e nelle vicinanze verranno completati percorsi ciclabili per garantire il raggiungimento in sicurezza. Serviranno qualche bella milionata e quindi avere a disposizione l'area ci permetterà intanto di partire con uno studio di fattibilità per provare a conquistare risorse dello Stato attraverso il PNRR o altri bandi. Albignasego è un comune della cintura urbana, un comune di riferimento, uno dei comuni con più alta popolazione della nostra provincia, per cui è giusto che anche qui ci sia una risposta alla popolazione scolastica, che è una delle priorità di questa provincia. E sono stati raggiunti 60.000 euro per i figli di Davide ed Erika, marito e moglie morti sulla tragedia della Marmolata. In meno di una settimana sono stati raccolti quasi 60.000 euro per sostenere i figli di Davide Miotti e Erika Campagnaro, marito e moglie di Cittadella, morti nella tragedia della Marmolada dello scorso 3 luglio. 1.192 persone attraverso la raccolta fondi aperta dalla Rete del Dono, promossa dal CAI di Castelfranco Veneto, a cui la coppia era iscritta, hanno deciso di donare per aiutare i 2 figli di 24 e 16 anni rimasti senza genitori. La raccolta fondi termina tra 54 giorni, si può donare anche in forma anonima. L'iniziativa era stata presentata a Cittadella mercoledì scorso. L'obiettivo era di raggiungere 50.000 euro, ma è già stato superato. Davide Miotti era titolare di un negozio di attrezzatura sportiva per la montagna a Tezze sul Brenta e molti gli appassionati delle vette hanno già donato. Intanto si attende di conoscere la data dei funerali. Cambiamo ora pagina e torniamo nel Bassanese. Boom di spettatori per la finale del win-win, 3.000 persone a Rosà per la festa dello sport. 3.000 persone sotto il cielo di una Rosà illuminata dai fuochi d'artificio per la serata finale del Win-Win, il torneo interaziendale più grande del mondo.
Famiglie, volontari, aziende, sportivi e tantissimo pubblico hanno trasformato le 13 serate della manifestazione in una vera e propria festa dello sport e della solidarietà. È fantastico vedere Rosà viva, vedere un coinvolgimento così importante da parte delle persone, non solo di Rosà. È un evento di socialità importante che riesce a coinvolgere e riesce a fare del bene, quindi l'obiettivo di win-win è raggiunto. Serate intense, l'organizzazione che ci sta dietro è altrettanto intensa, però poi la soddisfazione di vedere la spensieratezza con cui siamo riusciti a creare questa atmosfera dopo 2 anni. I sorrisi dei giocatori ti ripagano poi di tutti gli sforzi. Le finalissime hanno incoronato le aziende vincitrici nelle varie categorie, un tripudio di euforia che ha coinvolto tutti, dai bambini scesi addirittura in campo per la finale nel calcio tra i Milani e AGB, fino alle gruppi e al tifo organizzato. Nel basket trionfa Baxi, nel beach volley maschile la coppa è andata alla Mavis, mentre nella combattutissima finale di beach volley femminile Vimar la spunta proprio su Baxi. Infine il calcio con i padroni di casa della I Milani che da debuttanti fanno subito centro. Grande soddisfazione perché era il primo anno, siamo partiti a maggio con poche speranze, ma poi partita dopo partita siamo usciti, grande squadra, sono contentissimo. E alla fine festa per tutti, perché è giusto così e perché al win-win non ci sono sconfitti. Vince lo sport, vince la solidarietà, vince chi fa del bene. Ci spostiamo ora, una pagina della cultura, e andiamo nel veneziano perché nasce Terre Natie per promuovere i luoghi di Canova, Giorgione e Tiziano. L'obiettivo è quello appunto di promuovere in forma associata iniziative tra il Museo Gipsoteca di Antonio Canova, il Museo Casa Giorgione e il Museo Casa Tiziano. Collaborare e sostenere in forma associata azioni e iniziative per valorizzare i luoghi di Antonio Canova, Giorgione e Tiziano. Con questo obiettivo la Regione del Veneto ha realizzato un accordo di programma insieme alla Fondazione Canova Onlus di Possagno, il Comune di Castelfranco Veneto e la magnifica comunità di Cadore di Pieve di Cadore. Le case degli artisti, il Museo Gipsoteca Antonio Canova, il Museo Casa Giorgione e il Museo Casa Tiziano si uniranno per la promozione in forma associata di azioni e iniziative comuni. Il nuovo progetto si chiama Terre Natie. Abbiamo quindi sviluppato questo accordo coordinato dalla Regione per mettere insieme quelle che sono le offerte non solo museali delle case natali, ma anche tutto un sistema di offerte culturali, di iniziative culturali parallele che ci permette di dare un'offerta maggiore al pubblico e una capacità di fare rete, di fare sistema che per noi rappresenta una buona pratica. Si è volutamente creata questa importante sinergia affinché vi sia, attraverso la cultura essa stessa, sia volano per il turismo ma anche per l'economia dei nostri territori. I visitatori avranno la possibilità di entrare in una realtà nella quale ogni istituzione potrà da canto suo promuovere anche le altre. Ci metteremo in rete sotto l'aspetto della comunicazione. Chi arriverà in Veneto, a Venezia, saprà che in un territorio abbastanza circoscritto che va da Treviso a Belluno ci sono 3 grandi realtà pronte ad accoglierlo. Ci sarà la possibilità di fare convegni, di fare anche mostre condivise, appunto, in modo da invitare i turisti e anche i nostri abitanti veneti a girare in questi territori per conoscerli meglio. Il direttore del Festival del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, racconta per noi in esclusiva, nell'anno in cui la Kermesse compie 90 anni, il suo rapporto con la mostra. La capacità di stare dietro alle trasformazioni continue dell'universo cinematografico è una caratteristica tutta veneziana di cui andiamo fieri, e quindi è come se ogni volta ciclicamente la mostra rinascesse a nuova vita. Poco prima di annunciare Julian Moore, presidente della giuria internazionale Venezia 79, con Leonardo Di Costanzo, nome italiano tra i giurati, il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, racconta il suo rapporto personale e speciale con la Mostra di Venezia, che festeggia nel 2022 90 anni. Cosa significa per lei questo compleanno essere direttore della Mostra del Cinema quasi da circa 20 anni più o meno?
Significa, come dire, una continuità che mi ha dato la possibilità di lavorare a un progetto di medio-lungo termine che comincia oggi a dare i suoi frutti dopo 10-11 anni di lavoro continuativo, che è consistito nel stabilire o ristabilire rapporti di credibilità e di fiducia con la maggior parte di tutti i produttori del mondo, con gli autori. Venezia, laboratorio aperto alle innovazioni. Alberto Barbera ha rilanciato così la mostra veneziana, capace di superare Cannes e di diventare per il cinema hollywoodiano un ideale trampolino di lancio in laguna verso l'Oscar. Dar vita a progetti innovatori come Biennale College Cinema, che è arrivata alla 10ª edizione, di introdurre nella mostra una novità assoluta come il concorso della realtà virtuale, che sta diventando una nuova frontiera espressiva che non soppianterà il cinema ma che ha una sua autonomia creativa. Insomma, significa tutto questo, aver avuto la possibilità di lavorare con agio a un progetto complesso che richiede tempo. Questo era l'ultimo servizio, grazie per averci seguito e buona domenica a tutti.